ha salvato me. Io ero perso, ma mi salvò. Ero cieco e oggi io vedo. La grazia sua mi riscattò da tutte le paure. Che prezioso fu il momento in cui credetti in Lui. Mi liberò, mi ha salvato dalle catene, mi riscattò. Grandiosa grazia, eterno amor, benedizioni Lui mi promise, sicuro in Lui io sono. Il mio scudo è la mia protezione, fin quando io vivrò. Mi libero, mi ho salvato dalle catene, mi riscattò. Grandiosa grazia, eterno amor, perfetta grazia che dolce visione che ha salvato me. Io ero perso, ma mi ero cieco e oggi io vedo, mi libero, mi ho salvato dalle catene, mi riscattò. Grandiosa grazia, eterno amor, è come un fiume di vero amor. Grandiosa grazia, eterno la tua grazia non fallisce, tutti i giorni sono nelle mani tue, dal momento in cui mi sveglio fino al mio dormire canterò della tua bontà. Canterò della tua
nella notte buia mi sei vicino come nessun altro. Ti conosco come padre, migliore amico mio, perciò canterò della tua bontà. In ogni tempo sei fedele, in ogni tempo sei così buona, con tutto il fiato che ho dentro canterò della tua bontà. La tua bontà mi segue e vai davanti a me. La tua bontà mi segue e vai davanti a me. Io mi arrendo a te, io mi prostro, ti danno tutta Dio. La tua bontà mi segue e vai davanti a me. La tua bontà mi segue e vai davanti a me. La tua bontà mi segue e vai davanti a me. Io mi arrendo a te, io mi prostro, ti danno tutta Dio. La tua bontà mi segue e vai davanti a me. In ogni tempo sei fedele, in ogni tempo sei così buona, con tutto il fiato che ho dentro canterò della tua bontà, canterò della tua bontà. Buongiorno a tutti, buongiorno nella pace del Signore Gesù, benvenuti alla preghiera del mattino. La preghiera del mattino è un programma della Sheadamit, Chiesa Evangelica, Assemblea di Dio, Arca Missionaria Italiana. E io sono il pastore Victor Lopes e sarò con voi stamattina per la grazia e bontà del nostro Signore. Che Dio ti benedica, che Dio benedica la tua casa, la tua famiglia, che il Signore possa aiutarti in ogni cosa, che Lui risplenda il suo volto su di te e ti dia la pace. Benvenuti. Se tu non sei ancora iscritto su questo canale di YouTube, ogni mattina di martedì e giovedì noi abbiamo la preghiera del mattino dalle 8 alle 9 e facciamo la trasmissione su questo canale. Se tu ancora non sei iscritto, ti invito a iscriversi, fa la tua iscrizione, pigia il campanello delle notifiche, attivando tutte le notifiche, e così ogni mattina che saremo in diretta tu riceverai immediatamente la notifica e potrai partecipare con noi, e anche altri contenuti che aggiungiamo su questo canale, che è di edificazione per la tua anima, per il tuo spirito. Quindi vorrei invitarvi a iscriversi su questo canale. In questa diretta di oggi vorrei invitarvi anche a lasciare il vostro mi piace. Lasciate il vostro mi piace, condividete, perché è molto importante che altre persone possano anche partecipare con noi di questa preghiera. La preghiera è la chiave che apre ogni porta. Gloria al Signore. Vorrei mandare un saluto a tutti i miei fratelli di Sheadamit che sono in provincia sia di Firenze, di Pisa, di Verona, nei settori ecclesiastici. Oggi attualmente abbiamo 3 settori ecclesiastici, che è il settore 01, che è la provincia di Firenze, settore 02, che è la provincia di Pisa,
e settore 03, che è la provincia di Verona. Vorrei mandare un abbraccio ai miei fratelli che partecipano, che cooperano, che sono membri, amici, tutti i miei carissimi fratelli di Sheadamiti. Un abbraccio grande a tutti, che il Signore vi benedica nel nome di Gesù. Vorrei anche mandare un altro abbraccio a tutti i miei fratelli d'Italia, dal nord al sud d'Italia, tutta la penisola italiana. Un abbraccio grande a tutti, che il Signore vi benedica abbondantemente, che il Signore continua a aiutarvi, i pastori, i missionari, le chiese, i fratelli, che il Signore vi benedica abbondantemente e che il Signore continui aiutando ognuno di noi a portare la potenza di Dio, perché il Vangelo è la potenza di Dio per la salvezza di chiunque crede in Lui. Alleluia. Vorrei anche mandare un saluto, un abbraccio ai miei fratelli che sono all'estero, in Albania, in Romania, in Germania, in Portogallo, in Svezia, Spagna. Un abbraccio grande a tutti i miei fratelli che sono nell'est europeo, nel nord Europa. Che Dio vi benedica. Miei fratelli che sono in altri continenti, un abbraccio grande a tutti, che il Signore vi benedica. Ai nostri fratelli che ci vedono in Inghilterra, che il Signore benedica tantissimo, tutti i nostri fratelli britannici. Lodiamo al Signore stamattina per la sua bontà, per la sua misericordia. Vorrei ringraziare ognuno che partecipa, che contribuisce con questa missione. Che Dio benedica te, la tua casa, la tua famiglia, che il Signore faccia prosperare la tua vita, che non manchi mai il pane quotidiano sul tuo tavolo né per la tua famiglia. Che il Signore benedica ogni fratello che mantiene, sostiene questa missione. Noi siamo una chiesa missionaria e viviamo 100% della cura del Signore tramite la vita dei nostri fratelli che mensilmente fanno le sue donazioni, le sue offerte, portano la decima del Signore per sostegno della missione e dell'opera del Signore in questo paese e nel mondo. Che il Signore benedica a ognuno nel nome di Gesù. Grazie a tutti che partecipano, che cooperano, che donano per il mantenimento di questa missione, e noi stiamo seguendo, servendo al Signore. Ringrazio Dio per la vita dei nostri missionari che lavorano stancabilmente. Loro lavorano senza fermarsi. Ieri in provincia di Pisa il missionario Marco sta svolgendo un'attività di evangelizzazione sulla strada e lodiamo al Signore per la vita del missionario Marco. Preghiamo per la sua moglie missionaria Denisa, per la sua salute e per tutta la missione che è sotto la sua guida lì in provincia di Pisa. Vorrei anche dire che il Signore sta operando di modo grandissimo lì, ma in tutta la missione si vede la gloria di Dio. Anche qua a Scandici il Signore sta operando, a Firenze, nella base di Firenze, il Signore sta facendo cose grandi. E anche a Legnago di Verona, dove abbiamo i nostri missionari Marco, nostri missionari Giovanni e Dariana. Amen. Preghiamo per loro perché il Signore possa continuare sostenendo questi missionari, provvedendo ogni necessità loro e della sua opera nel nome di Gesù. Io vorrei lasciarvi una parola della parte del Signore. Ai Romani capitolo 16 dice la parola. Ai Romani capitolo 16 versetto 17, gli ultimi saluti di Paolo, lui dice:
Ora vi esorto, fratelli, a tenere d'occhio quelli che provocano le divisioni e gli scandali in contrasto con l'insegnamento che avete ricevuto. Allontanatevi da loro. Costoro infatti non servono il nostro Signore Gesù Cristo, ma il proprio ventre. E con dolce e lusinghiero parlare seducono il cuore dei semplici. Quanto a voi, la vostra obbedienza è nota a tutti. Io mi rallegro dunque per voi, ma desidero che siate saggi nel bene e incontaminati dal male. Il Dio della pace stritolerà presto Satana sotto i vostri piedi. La grazia del nostro Signore Gesù Cristo sia con voi. Negli ultimi saluti di Paolo ai fratelli romani, lui ci fa questa esortazione. Esortazione essa che serve anche a noi in questi tempi che viviamo, che parla molto di opera della carne. In questo saluto l'Apostolo Paolo dice: vi esorto a tenere d'occhio quelli che provocano le divisioni. E lo stesso Apostolo Paolo ha scritto ai Galati dicendo che la carne produce divisione, contese, e che di queste opere la Chiesa non deve partecipare. La Chiesa deve essere portata dallo Spirito che genera il suo frutto, e il frutto contrario, opposto all'opera della carne che Paolo cita qua, è il frutto che dice nel capitolo 5 ai Galati, nel versetto 22 lui dice: il frutto dello Spirito invece è amore, gioia, pace, pazienza, benevolenza, bontà, fedeltà, mansuetudine, autocontrollo. Invece le opere della carne sono manifeste e sono adulterio, fornicazione, impurità, dissolutezza, idolatria, stregoneria, inimicizie. Allora entra quello che ha detto Paolo: inimicizie, discordia, gelosia, ire, contese, divisione, sete, invidie, omicidi, ubriachezze, orge e altre simili cose. Allora, fratelli, dobbiamo stare molto attenti, perché a volte noi diciamo: ma questa persona è una benedizione, è molto in gamba questo fratello, è molto in gamba questa sorella. Ma in Matteo su capitolo 7 la parola ci dice, versetto 15: guardatevi dai falsi profeti, i quali vengono verso di voi in vesti da pecore, ma dentro sono lupi rapaci. Riconoscerete dai loro frutti. Li riconoscerete dai loro frutti. Si raccoglie forse uva dalle spine o fichi dai rovi? Così ogni albero buono fa frutti buoni, ma l'albero cattivo fa frutti cattivi. Un albero buono non può fare frutti cattivi, né un albero cattivo far frutti buoni. Ogni albero che non fa buon frutto è tagliato e gettato nel fuoco.
li riconoscerete dunque dai loro frutti. Ecco, molte volte noi ci inganniamo con le persone e ingannevole è il cuore più di altra cosa. Ma mi sembra che questo fratello, che questa sorella, io non sto dicendo questa parola, fratelli, per fare, per muovere la tua vita, il tuo cuore, la tua mente contro le persone. No, no, perché la Bibbia dice che noi dobbiamo amare a tutti e amare chi non ci ama è la sfida. Amare chi ci odia è la sfida. Amare chi ci fa il male è la sfida. Ma dobbiamo tenere occhi perché a volte queste persone ci coinvolgono in situazioni che noi potevamo non esserci, ma ci siamo perché ci lasciamo andare nei loro commenti, nella loro chiacchiera, e dobbiamo stare attenti a questo, perché molte volte lasciamo questa breccia aperta. L'Apostolo Giacomo ha detto che la lingua è un membro che è difficilissimo domare, che noi possiamo pregare stamattina e chiedere al Signore di mettere un freno alla nostra lingua, mettere una guardia sulla nostra bocca, vigilando la nostra bocca, perché molte volte noi parliamo troppo e la Bibbia dice che ha tempo di parlare e ha tempo di tacere. Ha tempo di parlare e ha tempo di tacere. Né tutta storia viene raccontata, né tutta la storia, né tutto possiamo dire a tutti. Mantieni il tuo segreto con Dio. Mantieni la tua storia con Dio. Ah, fratello, pastore, la Bibbia dice di comunicare le nostre necessità, di confessare i nostri peccati uni agli altri. Questa è un'altra storia. Ma ho imparato da ragazzo in chiesa, dalle persone idonee, che ci sono cose in particolare nella nostra vita, storia, testimonianza, che noi non possiamo raccontare a tutti, perché né sempre quella persona è pronta per ascoltare, né sempre quella persona sarà pronta. Quando dico pronta, dico spiritualmente parlando, perché quando una storia viene raccontata deve essere per edificazione. Paolo parla ai Romani di fare attenzione a questi fratelli che molte volte cominciano a seminare chiacchiere, a seminare discordia. Hai saputo? Hai saputo quella storia? Hai saputo che ha fatto Tizio? Hai saputo come si è comportato Tizia, Caio? Fratelli cari, non date spazio al diavolo. Un conto è una persona condividere una richiesta di preghiera, ma si sa quando la persona
fa quella richiesta perché è una richiesta di preghiera. Oh fratello, preghiamo per fratello Tizio che non sta bene nella fede, mi dispiace tanto. Lui che era una persona così, ora è coinvolto con una situazione. Io vorrei chiederti preghiera per lui. Questo è un conto, non è una chiacchiera. Questo è una richiesta di preghiera per amore, una condivisione di una situazione che si fa per amore. E quella persona tiene nel cuore quella richiesta e porta veramente in preghiera quella richiesta. Signore, ti prego per mio fratello che non sta bene spiritualmente, che sta mancando nelle attività, che si vede che è spento, è nel buio. È un conto. Ma un'altra questione è quella che Paolo dice, che vi do un esempio. Lo sai, ti sto chiamando perché non lo sai, no? Fratello Tizio ha commesso ha fatto questa situazione, ha commesso questo peccato, si è comportato così, mamma mia. E quello prende il telefono e chiama un altro, e chiama un altro, e chiama un altro. E peggio è a volte quelli che chiamano per dire, sai, io sono molto insoddisfatto, triste con il fratello Tizio, perché mi ha fatto così, mi ha fatto così. Cosa cambia in dire un male a un'altra persona che non c'è a vedere con la storia? Se tu sei male, ti senti male, se qualcuno ti ha fatto male, se qualcuno ti ha ferito, se qualcuno ti ha detto qualcosa che non ti va, prega, chiedi a Dio saggezza, grazia, il balsamo del Signore sul tuo cuore, e dopo che tu senti quella grazia e la pace dello Spirito Santo che opera in te, chiedi a Dio di un momento opportuno per parlare con quel fratello. E quando avrai un'opportunità, tu dirai a quel fratello, fratello, in quel momento io mi sono offeso di quella parola tua. Io adesso sono già in pace, ma vorrei dirti questa situazione che mi sono trovato male con queste parole che mi hai detto. E lì Satana perde. Io ho una testimonianza. Ero molto giovane e in una situazione che è successo, una sorella è arrivata e ha detto, guardi, io sono molto dispiaciuta. Prima lei non parlava più con me, è rimasta un tempo molto lungo, io parlavo, salutavo e lei girava la faccia, ho detto, ma che cosa ho fatto? Ho cercato di parlare, niente, ho pregato e ho lasciato al Signore. Dopo alcuni anni, quella sorella è venuta, ancora un po' arrabbiata, e ha detto, senti, io sono molto dispiaciuta con te. Sono rimasta anche senza partecipare della Santa Cena. Ho detto, ma quello mi ha fatto malissimo, perché ho detto, come mai? Cosa ho fatto? Ho detto, subito ho aperto la sorella, perdonami. Se ti ho fatto male, perdonami adesso, perché non è stata la mia intenzione. E lei, sì, ma io sono rimasta male. E mi ha raccontato la storia. E dopo che lei mi ha raccontato, ho detto, posso dirti una cosa? Sì, tutto quello che tu hai creduto è una bugia, perché non è stato così la storia. E ho raccontato la mia versione e lei subito, lo Spirito Santo ha testificato nel suo cuore quello che dicevo.
E lei mi ha abbracciato in quel momento, ha detto: mamma mia, io sono rimasta questi anni senza parlare con te, non ho fatto la Santa Cena questo tempo, la cena del Signore questo tempo, perché ero triste. Perché una persona è venuta a dirmi questa storia e io non ho pregato, non sono venuta da te, io immediatamente sono rimasta male, io ho chiuso con te. Vedete cosa ha detto quella sorella a me? Una persona è venuta, mi ha detto quella storia e io ho creduto immediatamente e ho chiuso con te. Io non ho detto niente a quella sorella di più di quello della storia vera, ma da solo con Dio ho cominciato a osservare quell'altra persona che è andata a dire a quella sorella quella bugia, quella storia bugiarda. E ho osservato che era una persona molto presente, era una persona influente, ma era una persona che non produceva frutti. Il suo frutto non era frutto, era opera della carne. Perché non solo con me, ma anche con gli altri, lei aveva già fatto questa stessa cosa. Vi esorto, fratelli, a tenere d'occhio. Paolo ha detto questo. Quelli che provocano le divisioni e gli scandali, in contrasto con l'insegnamento che avete ricevuto. La parola di Dio è il modello dove noi possiamo paragonare con gli altri. Dire: aspetta, lascia vedere se questa cosa viene da Dio. Mettiamo su la parola, su il modello della parola, sulla misura della parola, pesiamo sulla bilancia della parola. Se ci sono frutti, ecco. Molte volte, fratelli, noi per non vigilare lasciamo che Satana entri e semini nei nostri cuori radici di amarezza. E la Bibbia dice che queste radici si approfondiscono, crescono, si radicolano, prendono il cuore, la vita e ammassano la persona come l'edera che ramifica su tutto l'albero finché mangia tutta la vitalità di quell'albero. Stamattina lo Spirito Santo sta parlando ai nostri cuori di tenere occhio, di stare attenti alle cose che non vengono dallo Spirito e alle cose che non vengono dal Signore, perché la carne, a volte noi diciamo il diavolo soltanto, no? La carne e il diavolo si prevale della carne, della carnalità delle persone, di una vita carnale. L'Apostolo Paolo scrive agli Efesini, l'Apostolo Paolo scrive agli Efesini, capitolo 5, versetto 15, dice: guardate dunque con diligenza a come vi comportate, non da stolti, ma da saggi, recuperando il tempo perché i giorni sono malvagi. Perciò non siate disavveduti, ma intendete bene quale sia la volontà del Signore. Non ubriacatevi
Il vino porta alla dissolutezza, ma siate ricolmi di spirito, parlandovi con salmi, inni e cantici spirituali, cantando e salmeggiando con il vostro cuore al Signore, ringraziando continuamente per ogni cosa Dio Padre, nel nome del Signore nostro Gesù Cristo, sottomettendovi gli uni agli altri nel timore di Cristo. Stamattina il Signore ci porta un insegnamento, un'esortazione per vivere. Il Signore vuole che tu viva. Il Signore vuole che tu non sia nelle trappole, non cada nelle trappole del diavolo, non cada nelle sue trappole, nelle sue gabbie, perché ci vuole fare prigionieri. Stamattina lo Spirito Santo ci esorta a tenere occhio. Non dice di allontanare, di chiudere con quella persona, no. Non dice così, ma tenere occhio. Mi ricordo del profeta Aia, e quel profeta era già vecchio, e quella donna, la moglie di Geroboamo, è venuta travestita, perché diceva lui è già vecchio, la sua visione è poca, non discernerà, non saprà che sono io. Verrò da lui travestita e così lui non mi riconoscerà. Ma quando lei è entrata per la porta, l'uomo di Dio ha detto: entra, moglie di Geroboamo. Alleluia! Oh, gloria! La Bibbia dice che lo spirituale discerne tutto. Stamattina la nostra preghiera sia: Signore, dammi occhi spirituali, perché io possa vedere oltre i miei occhi carnali. La mia preghiera stamattina è che il Signore ti faccia vedere oltre le foglie se in quell'albero ci sono frutti. Tenere occhi quelli che provocano le divisioni. Oh, attenti. Dobbiamo stare attenti. Perché una pecora lontana è un bersaglio facile per il diavolo, che è il lupo rapace che allontana la pecora del gregge per diventare un bersaglio facile, vulnerabile. La pecora lontana dal gregge è un bersaglio vulnerabile, prima perché è la strategia del nemico. La sua preda lui isola, allontana dal grande gruppo, alleluia, e lascia lì, e quindi da sola è vulnerabile, facile, e sarà mangiata, uccisa, ammassata, perché il suo proposito è rubare,
uccidere e distruggere. Sono questi i propositi del nemico. La pecora deve essere insieme al gregge e con il pastore. E molte volte ci sono cose, parole che Satana permette che entri nella tua vita per allontanarti. Ma stamattina, nel nome di Gesù, la parola ci dà questa autorità. Isaia 54, 17 e 18, la parola ci dà questa autorità di condannare. Condannare vuol dire mettere una sentenza, mettere in giustizia. La parola condanna vuol dire mettere in giustizia. E è nel nome di Gesù che noi condanniamo ogni lingua bugiarda. Ma che questa tristezza che c'è nel tuo cuore sia oggi pulita come un cielo nuvoloso che il vento porta via le nuvole e fa tutto giorno perfetto, che così il sangue di Gesù arrivi oggi nel tuo cuore, spargendo così e allontanando questo grigio, questa nuvola che imprigiona il tuo cuore di tristezza e di amarezza, perché tu possa avere gioia nel Signore. Dice la parola Isaia 54, 17, dice la parola: nessun'arma fabbricata contro di te riuscirà. Ogni lingua che sorgerà in giudizio contro di te, tu la condannerai. Questa è l'eredità dei servi del Signore, la giusta ricompensa che verrà loro da me, dice il Signore. Isaia 54, 17. Stamattina, nel nome di Gesù, voglio darti questa parola. Non io faccio questo nella tua... Io no, sei tu stesso che proclamerai la parola, che annunzierai a te la parola. E questa radice di amarezza viene bruciata oggi se tu credi. Se tu apri la tua bocca e proclami la parola di Dio sulla tua vita dicendo: Signore, la tua parola è primizia nella mia vita. Io non mi lascerò andare dalle parole del nemico. No, non mi lascerò andare, non mi permetterò trascinare da queste parole, da queste chiacchiere, da queste cose. E quando la parola entra, il male esce. Quando la parola entra, il male esce. Quando la parola entra, la tristezza esce. Quando la parola entra, l'angoscia esce. Quando la parola entra, l'amarezza esce. Quando la parola entra, la rabbia esce, l'ira esce. Alleluia! Stamattina la parola sta facendo pulizia nella tua vita, dicendo: tu non puoi essere ridotto a questa situazione perché il nemico vuole allontanarti per farti preda vulnerabile ai suoi denti. Ma nel nome di Gesù la parola è arrivata nella tua vita e tu non ti lascerai perdere, andare, trascinare in questa situazione. Alzati oggi e dichiara perdita al nemico,
dichiara perdita al nemico dicendo: io non mi allontanerò, io non lascerò di andare in chiesa, io non sarò nemico di questa sorella, io non sarò nemico di questo fratello, no. La parola entra e ci fa capire che noi siamo capaci di perdonare perché siamo stati perdonati. La parola entra e ci dice che siamo capaci di amare perché siamo stati amati. La parola fa effetto nella nostra vita, fratelli. Non vogliamo essere un fico senza frutto per venire tagliato. No, noi produciamo frutto di ravvedimento. Noi siamo ulivo verdeggiante nella casa del Signore. Oggi, se esiste qualcosa fra te e tuo fratello, chiamalo subito. Se esiste qualsiasi cosa, se ci fosse qualsiasi cosa che ti ha fatto triste, ti ha allontanato, chiama oggi la persona. Nel nome di Gesù, fratello, io sono rimasto male con quella situazione, ma io voglio liberare un perdono. Perdonami per l'amarezza del mio cuore verso di te. Chiudiamo questa storia oggi e nel nome di Gesù seguiamo avanti. È difficile? È difficile perché siamo nel corpo carnale, ma noi non siamo carnali perché nonostante abbiamo un corpo corruttibile, abbiamo lo Spirito Santo del Signore che abita in noi. Fa entrare la parola oggi nella tua vita, dà spazio alla parola, dà credito alla parola di Dio e state attento con occhio su quelli che vengono a dirti le cose e chiudi le porte dicendo: guarda, queste cose non voglio sentire, queste cose non mi interessano. È la parola? No, allora non voglio sapere. Se non è la parola di Dio, non voglio sapere, perché io voglio avere un cuore sano, pulito, pieno di Spirito Santo e grazia, perché nel giorno del Signore Lui verrà. Come dice il salmista: chi salirà al monte di Dio? Chi ha il cuore puro e le mani pulite. Che Dio ci benedica. Preghiamo stamattina. Padre, nel nome di Gesù veniamo a te stamattina e vogliamo ringraziarti di questa opportunità, Signore, del privilegio che ci dai di essere qui nella tua presenza. Vogliamo ringraziarti della tua parola che hai ministrato ai nostri cuori, alla nostra vita, perché abbiamo bisogno veramente di essere attenti, di tenere occhio su queste chiacchiere, su questi discorsi che non vengono da te, vengono per attristare i nostri cuori, per allontanarci da te e per causare divisioni fra i fratelli. Ma nel nome di Gesù, Signore, vorrei chiederti di darci saggezza e di darci prudenza, perché possiamo stare attenti, perché possiamo discernere ciò che viene da te e ciò che non viene da te, le parole che edificano e che non edificano, e che la parola possa essere nella nostra vita, la tua parola possa rimanere nella nostra vita, come il re Davide ha detto: io ho custodito la tua parola nel cuore per non peccare contro di te. E se per caso, Signore, siamo tristi, siamo rattristati con un fratello, con una sorella, perché abbiamo sentito o visto o qualcosa non è stato chiaro, Signore, e anche se è la verità quello che è successo, che tu possa lavorare oggi nei nostri cuori, perché possiamo lasciare entrare la parola in noi, perché a volte pensiamo siamo in Cristo, ma né sempre perché abbiamo la ragione siamo in Cristo. Siamo in Cristo quando produciamo il frutto dello Spirito Santo. E l'amore è il primo frutto, è la prima particella del frutto. E Santo Agostino ha detto che l'amore è la madre di tutti i frutti. Signore, nel nome di Gesù, che tu possa darci la capacità di perdonare chi ci ha offeso, chi ci ha fatto male,
che Satana possa perdere questo combattimento oggi, che tuo Spirito Santo possa agire oggi e che tu possa rivestirci oggi di amore, di pazienza, di grazia, di longanimità, di bontà, di autocontrollo. Signore, ci dà oggi il tuo frutto, fa la nostra vita generare il frutto dello Spirito Santo, perché le opere della carne siano combattute, vinte nel nome di Gesù, Padre. Come la preghiera che ha fatto Francesco d'Assisi, dove c'è odio, che io porti amore. Signore, fa che io faccia di più. Perché a volte noi non vogliamo fare di più, perché diciamo, no, io farò solo quello necessario, ma abbiamo bisogno a volte di fare un po' di più. Sì. Ma quello non fa niente per cambiare la situazione, falla te. Signore, dacci la capacità di fare, perché possiamo vincere e non permettere che i nostri fratelli anche siano distrutti, perché queste divisioni, contese, inimicizie sono opere della carne, Signore. Che possiamo cominciare oggi pregando per quelli che si dichiarano nemici nostri e per quelli che Satana ha messo sulla nostra mente che sono nostri nemici, quando la parola ci dice che il nostro combattimento non è contro carne né contro sangue. Oh Signore, alleluia, gloria. Il nostro combattimento non è contro la carne né contro sangue. Vuol dire, non è contro i viventi, contro le persone, no. È contro il nemico che si prevale sulla carnalità delle persone, sulla bugia del bugiardo, sull'ira. Ma noi, Signore, il male viene combattuto col bene. L'Apostolo ha detto che dobbiamo rivestirci di tutta l'armatura di Dio. Non possiamo combattere pari ai carnali perché siamo spirituali. Non possiamo lottare con le armi di questo mondo, bugia con bugia, discordia con discordia, inimicizia con inimicizia, morte con morte. No, Signore. Stamattina ti prego, Signore, che il tuo Spirito Santo possa muovere quel cuore chiuso, duro, perché la persona dice io appartengo al Signore, ma ha una rigidità nel cuore, un'amarezza profonda. Ma mi ha offeso lei, mi ha offeso lui. Ma tu sei credente. Tu hai dichiarato Gesù Cristo Signore e Salvatore della tua vita. E tu sei cittadino celeste.
E questo modo non è il modo che Dio vuole per te, per me. Non, Signore, ti prego che stamattina tu possa aprire i nostri occhi spirituali e che noi possiamo vedere il nemico dietro a quella falsità, il nemico dietro alla carnalità di quella persona, dietro alla bugia di quella persona che vuole ferirci profondamente, ma oggi, Signore, tu hai messo uno scudo davanti a noi. Tu hai messo una protezione davanti a noi. Noi siamo rivestiti di tutta l'armatura e non crolleremo, noi non saremo distrutti, dice Paolo, che saremo perseguitati ma non ridotti. Alleluia, sentiamo l'impatto, ma non saremo ridotti, abbattuti, distrutti. No, Signore, no. Perché tu sei con noi. E quale arma noi useremo? L'arma dello Spirito Santo. Il nemico promuove guerra, ma noi promuoviamo pace. Il nemico promuove falsità, inimicizia, contesa, e noi promuoviamo amore, bontà. Oh Signore, ti prego stamattina, che nessuna âncora fisica, nessun legame esista più sulla vita del mio fratello, della mia sorella, che impedisca che loro vivano la completezza della grazia. Spirito Santo, slega oggi i cuori amareggiati dalle parole che sono state dette. Slega oggi questo cuore da quella situazione, dal sentimento di amarezza, di tristezza, perché qualcuno ha agito con falsità, con bugia, com ganância, com furbícia. Aleluia! Noi siamo le tue pecore, innocenti. Dacci un cuore innocente, non furbo, Signore. Ti prego, non vogliamo e non dobbiamo avere la furbizia del mondo, ma dacci un cuore di bambino innocente, perché così tu sarai la nostra difesa, Signore. Se noi faremo la vendetta, cosa farà il Signore? Ma dacci un cuore umile, umile. Alleluia! Glória! Umile, Signore sta lavorando nei cuori stamattina, soffiando tristeza via, angoscia via, tribolazione via, amarezza via, ira via, via di questo cuore, nel nome di Gesù. Aspergi con tuo sangue la mente, il cuore di ciascuno di noi, Signore, perché possiamo essere puliti, bianchi come la neve. Nel nome di Gesù, Signore. Continua con noi, rinforza i nostri fratelli. Aiutaci in tutto. Benedice il tuo popolo, Signore. Salva le anime, perdona i peccati, perdona i peccatori. Convince i peccatori di peccato, di giustizia e di giudizio, Spirito Santo. Portali
alla tua presenza. Fa, Signore, un risveglio spirituale in Italia, dal nord al sud, confissione di peccati, ravvedimento, cambiamento di vita, ricerca della parola, dello Spirito Santo, manifestazione dei doni spirituali nella vita dei fratelli, rinnovamento spirituale nel nome di Gesù. Padre, ti prego, sia con noi in questa giornata, metti una guardia sulla nostra bocca, perché possiamo proferire parole che edificano, che costruiscono, che aggiungono, che salvano, che vivificano, che trasformano. Così sia, Signore, sia con noi nell'aprire e nel chiudere della nostra bocca, nel nome di Gesù. Amen. Gloria a Dio, che il Signore vi benedica, che la grazia del nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo, il grande amore di Dio nostro eterno Padre, la comunione e la consolazione dello Spirito Santo sia con tutti, oggi, domani, per sempre. Diciamo amen. Amen. Vediamo che c'è per mandare un saluto chi è con noi sulla chat. Vediamo. Sorella Nemesis, sorella Elisabeth, sorella Lia. Oggi c'è anche la mia suocera Giovanna. Un abbraccio. Dio vi benedica. Un abbraccio grande. Lasciate il vostro mi piace. Vieni regna, Signore.